Mi piace ricordare in questa occasione che il nostro liceo, il liceo Michele Amari di Giarre, quest'anno scolastico compie 130 anni perché fu fondato il Regio Ginnasio, cioè il cuore dell'istituzione scolastica, il liceo classico, il 15 luglio del 1886, quindi il primo anno scolastico fu il 1886-87. Un evento che non potevamo tacere in quanto il nostro liceo è al centro un po' di questo territorio e quindi ci sembrava giusto coinvolgere tutta la cittadinanza per le iniziative che poi da questo momento in poi andremo a fare per celebrare questo evento sicuramente importante. La valenza fondamentale è quella di prima di tutto stare insieme in un momento di festa, perché è sempre bello in una scuola, insieme a alunni, professori, genitori, anche persone che passano qui dalla strada, della città, che sono accolte, ma soprattutto fa riflettere sull'alto valore formativo degli studi classici. Mi piace ricordare in particolare due iniziative, l'iniziativa che si svolgerà il 10 e l'11 marzo di quest'anno, quando ci sarà un convegno, organizzeremo un convegno internazionale su un tema delicatissimo che sarebbe il nuovo umanesimo, come riportare l'umanesimo al centro della riflessione umana e cosa soprattutto possono fare tutte le scienze, da quelle umane alle scienze vere e proprie, per rilanciare questo concetto che è fondamentale. Sento il liceo come fa parte di me, ecco, come fare parte di me, e non lo sento come un luogo di lavoro, lo sento proprio come se fosse casa mia, pertanto sono vicina anche perché ho la conoscenza e sono vicina anche alle situazioni, ai problemi di quella che è la scuola. Certo, salti mortali se ne fanno quotidianamente perché i limiti imposti dal bilancio sono veramente importanti, di anno in anno andiamo sempre indietro come risorse, però le risorse che ci sono cerchiamo di ottimizzarle affinché si possa riuscire proprio a portare a termine delle manifestazioni o qualsiasi altra attività.